benvenuti in questa nuova motoavventura. Oggi in compagnia di Fabio, Giuseppe e la ciurma di Luciana. Siamo diretti a Bitti, faremo sosta al Nuraghe L, poi faremo una puntata a Bitti e pranzo a Sugologone. Bene, siamo appena partiti, ora direzione 389, questa bellissima strada che collega la Gallura alla Barbaccia. Ecco qua la svolta per il parco giochi della Sardegna, SS 389. Ora le riprendiamo un po' passando, eccola qua Luciana. Vai, vai. Dietro. Ecco il boss. Guardate che scenari in questa strada, è veramente uno spettacolo. La Luciana c'ha un gran bel manico. Ecco che arrivano anche gli altri. Chilometro 21 della 389, questo è il primo tronco, quello che collega Monti alla dei Sardi e Budusò. Verso alla dei Sardi. Andiamo da là. Qui stiamo attraversando la dei Sardi, questo meraviglioso paesino granitico che offre tanto per chi è amante dell'off-road con le sue piste sterrate. Ora stiamo facendo ingresso a Budusò e proseguiamo per Bitti, faremo una sosta giusto al Nuraghe L. Torniamo indietro perché è chiuso.
andare da lì, dall'altra parte. È chiusa per lavori qua, si entrava da qui. Ma si può attraversare il centro? Ma c'è il divieto di transito lì. Siamo prossimi all'area archeologica di Loelle e qua faremo una piccola sosta e poi riprendiamo per Vitti. Questa è l'area archeologica di Loelle, il nuraghe è qua. Adesso ci sono questo, c'è il bestiame al pascolo oggi. Facciamo sosta a vedere il nuraghe tipico della Sardegna. Oggi ci sono le bestie al pascolo, ospiti inaspettati. Sono le mucole correlate. Sono quelle della Proloco messe apposta. Stanno facendo un sopralluogo. Allora avventurieri, siamo arrivati all'area archeologica Loelle. Oggi siamo con la ciurma di Luciana, eccola là. Su, che vuole venire a vedere il nuraghe. Vieni, vieni. Beh, allora cosa ne pensi delle curve della 389? Sono stupende, bellissime, asfaltate bene, con poco traffico, il giusto ritmo per andare alla grande. No, stupende. Allora avventurieri, ora lasciamo il nuraghe Loelle, che vi comunico da oggi a pagamento, si paga il ticket di 3 euro e proseguiamo per Vitti. Ci siamo tutti, oggi siamo un gruppetto numeroso. Giuseppe ci ha salutati, adesso recuperiamo Mario. Guardate queste vallate vittesi, sono una vera goduria. Poi con questi tornanti è la strada praticamente deserta. Cosa volete di meglio? Stiamo affrontando gli ultimi tornanti, tra l'altro bellissimi, prima dell'ingresso in paese, dove ad attenderci c'è Super Mario, la mia guida del nuorese per eccellenza, un pilastro delle strade del centro Sardegna. Guardate che bellezza questo panorama, con la campanile della chiesa di San Giorgio che domina il centro abitato, un centro abitato di circa 2500 abitanti, patria del canto a tenore, un canto polifonico, pensate che è stato riconosciuto patrimonio dell'UNESCO. Qui inoltre vi consiglio di effettuare una visita al complesso Romanzesu, uno dei siti nuragici, dei villaggi nuragici più complessi presenti in Sardegna. Pensate che c'erano ben 100 capanne e un labirinto, è davvero interessante da visitare. Vediamo se il motoraduno è già partito, altrimenti facciamo giusto una sosta qui dove ad attenderci c'è Mario con la sua bella Africa Twin. Facciamo ingresso di qua, vediamo un po' quante persone ci sono. Eccolo qua, il Super Mario di cui vi parlavo. Bene, bene. Ora lasciamo Vitti, piazza Sproni, guidati da Mario e la ciurma. Andiamo tutti verso Sugologone. Ecco Luciana in piazza Sproni a Vitti.
tratto della 389 è veramente favoloso. Qui siamo sul secondo tronco, quello che arriva anche al valico più alto della Sardegna, il passo del Correpoi, spettacolare, non ci siete mai andati, è sicuramente da fare. Stiamo facendo ingresso a Nuoro da Pratosardo, sempre con Mario, Fabio, Luciana e la ciurma. Siamo diretti a Sugologone, passando per Oliena. Ora stiamo seguendo sempre Mario e scendiamo per Oliena. Facciamo anche questa bellissima strada, ma il giro si è allungato parecchio. Io avevo intenzione di tagliare per l'SP73. Certo che questa strada merita, guardate che spettacolo. Che la vista di questo paese ai piedi della montagna ripaga dei chilometri fatti in più, Mario scollina, però i panorami sono sbalorditivi. E qui facciamo la svolta per Sugologone, Oliena, sorgente di Sugologone, Valle di Lanaitto. Qua c'è veramente da sbizzarrirsi, sia in moto che come percorsi di trekking. Ci sono delle camminate da paura in questi canyon del Supramonte. Se non ci siete mai stati, andate a visitare la grotta di Taoe, Gesuentu, Tiscali, insomma immergetevi in questa spettacolare valle che è la Valle di Lanaito o Lanaitu. Ora noi andiamo giusto a pranzo qui al chiosco, dove c'è anche la sorgente carsica tra le più profonde d'Italia. E qui siamo arrivati al bosco di eucalipto di Sugologone. Speriamo che non ci sia molta gente da aspettare perché siamo abbastanza affamati. C'è l'area di sosta, sarà difficile trovare parcheggio. Allora avventurieri, dopo un ottimo panino al polpo qui a Sugologone stiamo ripartendo con la ciurma, direzione Calagonone. Pronti? Stiamo attraversando il fiume Cedrino, guardate che spettacolo. Un po' la ciurma. Oggi siamo un bel gruppetto di amici che sono venuti a trovarmi dal continente, dalla Toscana, con la stessa bellissima passione. Si fanno nuove amicizie, nuove sane amicizie. Quel bellissimo 1290. Ora stiamo attraversando Dorgali, lo sorvoliamo dall'alto per raggiungere Calagonone, la sua frazione balneare. C'è un bellissimo freddo
guardate che spettacolo. Qui c'è una veduta spettacolare dal chiosco Montilongo. Se non avete ancora visto, date una sbirciata sul mio canale, siamo stati anche su alla Galleria Ezza, vecchio traforo. Riprendiamo Luciana che affronta con disinvoltura le curve di Calagonone. Fossero tutte così le ragazze di oggi, lei sì che se ne intende di moto e distaccate, guardate. A Calagonone, vediamo un po' il movimento a fine maggio. Stiamo andando per la bellissima spiaggia di Calafuili. E oggi sarà già bella piena, iniziano a esserci le auto da qui. Guardate che meraviglia questi colori degli oleandri che contrastano con il blu azzurro del mare. Un mare meraviglioso di Calagonone qua. Spettacolari. Quante auto, ragazzi! Già strapieno qua. Poi oggi, essendo domenica, sono tutti di qua a godere di queste bellezze. Di questo blu infinito. Rifatte sino qui a Calafuili. Poi vi faccio vedere lo spettacolare paesaggio di Calafuili oggi 25 maggio. Guardate la bellissima spiaggia di Calafuili, c'è un bel po' di gente. Bene avventurieri, accompagnati dall'intenso azzurro di questa splendida costa dorgalese, si conclude anche questa nuova motoavventura in compagnia della simpaticissima ciurma di Luciana. Mi raccomando, se anche questo video vi ha emozionati, lasciatemi un like, condividetelo con i vostri amici ed iscrivetevi al canale per non perdere le prossime avvincenti destinazioni. Ciao avventurieri!